Oggi, 4 marzo 2011, è una giornata particolarmente importante per Montagnana e per il suo istituto scolastico più importante, l'Educandato Statale San Benedetto. Infatti, il 4 marzo di 200 anni fa veniva laicizzato. Iniziava quindi il percorso di questo importantissimo pezzo di cultura del nostro territorio che ha dato lustro e che ha dato la formazione a tantissime persone che grazie a questo istituto hanno potuto studiare e hanno potuto farsi una cultura. L'importante ricorrenza è stata celebrata con la presentazione di una medaglia celebrativa e con la riedizione del libro sulla storia del San Benedetto, la cui prima edizione risale a 25 anni fa e che ora è stato ampliato con gli interventi della professoressa Rosaria Ortolan e del professor Alberto Costantini. Io avevo già fatto la parte austriaca nell'86. Questa volta abbiamo lavorato soprattutto con interviste e anche con la memoria personale, perché dall'86 insegno qua, quindi tanti avvenimenti li ho visti io. Credo che la scuola sia cambiata di più negli ultimi 25 anni che non in un secolo precedente, per cui si trattava proprio di impostare il lavoro facendo capire cosa è rimasto della tradizione del vecchio San Benedetto e cosa invece è stato innovato sulle spinte dei cambiamenti che sono avvenuti nella scuola italiana. In questo libro vengono racchiusi 200 anni di storia dell'istituto. Mi correggo, non sono 200, ma in realtà sono di più. Ecco perché le ricerche storiche condotte da uno degli autori, dalla professoressa Rosaria Ortolan, hanno in realtà dimostrato come il primo nucleo che aveva come scopo l'educazione, sia pure di fanciulle nobili e di famiglie abbienti, era qui insediata sin dal 1502. Quindi la funzione educativa è passata certamente dalle religiose agli insegnanti laici. Per noi 1811 segna l'epoca dell'istruzione laica, ecco, e quindi ha ragione d'essere, diciamo, essendo noi certamente laici, datare il nostro compleanno e il nostro anno d'origine al 1811. Nella medaglia abbiamo riproposto il portale principale del San Benedetto, quello che appare nel vecchio volume del 1986 e che è sovrastato dallo stemma sabaudo. La cosa interessante è rappresentata da questo stella che è stato introdotto al posto della corona sabauda nel 1870 e che è rimasto in vigore fino al 1890 e questo ci consente tra l'altro allora di datare il portale del San Benedetto. Al verso della medaglia si ripropone la frase con cui viene glorificata, diciamo, la nostra prima direttrice, la Isabella Fantastici Chiriachi, satis gloria non satis puellis, cioè visse abbastanza per la sua gloria, ma non mai abbastanza per il bene delle proprie educande, delle proprie ragazze. L'educandato in 200 anni ha già operato abbastanza bene per poter essere un'icona positiva dell'istruzione, ma che anche dovrà vivere ancora per potersi riproporre sempre meglio, sempre di più nei confronti dei ragazzi e del nostro territorio. La macchina organizzativa dei festeggiamenti per il bicentenario hanno impegnato per oltre 2 anni il comitato e i vertici del consiglio di amministrazione. Ingegner San Marco, lei è un nome importante per il San Benedetto. Si sente la responsabilità di traghettare l'istituto nel nuovo millennio? Dato i trascorsi familiari nell'ambito dell'Educandato San Benedetto, mi sento oltretutto anche impegnato a fare il meglio possibile per gestire questo educandato che ha una sua importanza nel territorio ben radicata e molto importante. Cosa rappresenta per lei questo istituto? Ma per me ha rappresentato innanzitutto l'infanzia, l'adolescenza, perché io qua ho frequentato sia le scuole elementari che le scuole medie. Ho sempre vissuto a contatto diretto con l'Educandato San Benedetto e sarebbe quasi da dire inevitabile per me proseguire quello che è stato un arco di vita che ha rappresentato e che ha significato molto per me fino adesso.
Nel suo intervento, padre Francesco Trolese ci ha spiegato cos'era il San Benedetto prima che venisse laicizzato. È stato fondato come monastero, come luogo di preghiera delle donne che sceglievano la vita religiosa. Contemporaneamente le monache avevano bisogno anche di avere nuove leve all'interno del monastero e allora introducevano le educande, le quali sceglievano sotto la spinta anche delle famiglie o la vita di famiglia e quindi si sposavano oppure continuavano a vivere con le monache, quindi facendo la professione e avendo tutti i diritti propri delle monache. Avvincente è stato l'intervento di Tullio Minelli, discendente diretto di Isabella Elisabetta Fantastici Chiriachi, che 200 anni fa fu la prima direttrice dell'istituto. Isabella aveva sposato l'avvocato Chiriachi, il quale avvocato Chiriachi si era laureato a Padova in legge, ma non essendo veneto non poteva esercitare a Venezia. Quando poi arrivano i francesi, lui che era nobile, aveva scritto un libro di istruzioni catechistiche, si rifugia a Venezia in miseria. E poi passa a Padova. Allora lei apre questa scuoletta privata per contessine e quando Napoleone istituisce la scuola pubblica, per chiara fama la chiamano. Questa è la storia di Isabella. La grinta e la passione del suo intervento hanno davvero entusiasmato il pubblico, perché la scuola pubblica è e deve sempre restare motore di sviluppo e di crescita culturale dell'intera popolazione. Qualcuno dei nostri studenti ha i talenti nello zaino e forse lui non lo sa, ma se noi insegniamo ai nostri studenti ad essere grandi d'animo, coraggiosi, generosi, onesti intellettualmente e anche ribellarsi alle ingiustizie, però dire signor no agli ordini sbagliati, se qualcuno ha nello zaino i talenti, impara a spenderli bene. Questo è il messaggio che io do agli insegnanti e agli allievi. E al giorno d'oggi, secondo lei, cos'è che manca? Che si sveglino, ragazzi, siete voi la nostra speranza, svegliati Italia, e questo è quello che ho detto. E adesso il testimone passa a voi. Che responsabilità è che vi sentite? Beh, questa innanzitutto è un'ottima scuola perché prepara a qualsiasi sbocco universitario, per esempio la nostra scuola, il liceo classico europeo, è veramente importante, noi ci sentiamo di possedere una grande conoscenza in tutti gli ambiti. Sono convinta che questa scuola ci porterà a molti sbocchi e che comunque ci dia una buona preparazione in tutti gli ambiti. Stare con i ragazzi significa farli crescere e aiutare anche tu ad essere ricco attraverso quello che loro chiedono a te e tu devi avere la forza di interrogarti interiormente per trasmettere a loro quanto di bello e di buono hai dentro di te e allora sarai veramente contento, sarai felice, li vedrai sorridere. Al termine della presentazione del libro è stata anche inaugurata una bella mostra che raccoglie cimeli e ricordi dell'istituto. Abbiamo così potuto rivedere vecchie fotografie, pagelle, libri di testo, porcellane e le divise scolastiche che all'epoca erano obbligatorie. Per parlare della mostra, in quanto siamo proprio dentro in una delle celle adibite a mostra, si è dovuto che cosa? Fare una ricognizione a tappeto di quello che è la memoria fatta di libri, di carte e una memoria molto forte, molto pregnante data dagli oggetti. Abbiamo cercato di distribuirli costruendo questo filo della memoria, le grandi direttrici e poi la vita stessa dell'educandato, collegata a quella che è la vita, la cultura benedettina e quindi abbiamo quello che è stato trovato dei paramenti della chiesa del San Benedetto. Abbiamo oggetti che servivano per la vita, una di costruzione dell'aula, gli oggetti per fare gli esperimenti di fisica e di chimica, una larghissima documentazione fotografica che ci fa rivivere il lontano passato del San Benedetto ma anche il presente, quindi le attività, i progetti, lo sport, le personalità che vengono a far visita e quant'altro. Quanti ricordi? Ricordando mia nonna e tutti i nostri bei ricordi di scuola, di studio, dei figlioli che sono stati e anche un po' di malinconia. C'è bisogno di passione, vero? Sì, proprio dobbiamo, infatti questa è una scuola, proprio insegnare ai giovani a riprendere gli ideali e credere nella vita. La scuola è dotata della mensa interna e le cuoche hanno offerto a tutti i partecipanti un ricco e goloso buffet che per l'occasione è stato tematizzato con il tricolore. Per molti dei presenti, non solo montagnanesi,
È stata una giornata carica di ricordi e di emozioni e anche l'occasione per riflettere su quello che eravamo e su quello che, grazie alla scuola pubblica, siamo diventati oggi.